Mattia liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora un partito, espressione ottimistica, diciamo, un movimento nato in farsa non poteva che finire in farsa, e probabilmente il primo a esserne conscio era il fondatore, un maestro, un artista, un genio addirittura della farsa, Giuseppe Piero Grillo, detto Beppe. Sì, perché sapete, questo è stato il weekend, come dire, del golpe finale, del parricidio finale, per cui il movimento ridotto a clac dell'avvocato del popolo Mr. Pochette Giuseppe Conte ha sostanzialmente sfrattato Grillo dalla storia, non potrà, ma dalla cronaca di quel che resta del Movimento 5 Stelle. Cancellato il ruolo, no, di Grillo come garante del movimento, elevato, diceva lui, con il 63% del voto, no, dei partecipanti a questa assemblea costituente o ricostituente o presuntamente ricostituente del movimento. È stato eliminato il vincolo di 2 mandati, che erano delle supercazzole anticasta meglio uscite di Grillo, no, dal punto di vista della farsa, non della politica ovviamente. L'avvocato del popolo ha detto che il movimento ora si colloca stabilmente come un movimento tra i progressisti indipendenti, che è l'ultima supercazzola invece dell'avvocato di Voltura Rappola, che sapete ce ne ha regalate parecchie nel corso della sua carriera politica. Progressisti indipendenti. Cosa vuol dire esattamente? Beh, vuol dire che l'avvocato del popolo ha fatto carriera perché diventa un capo corrente del PD, perché questo è il movimento degrillizzato, il movimento parricida, la fa finita con le origini, che dal punto di vista di chi vi parla erano come dire l'antimateria, cioè proprio non condividevo nulla, ma l'origine era una sorta di scherzo, di spettacolo di Grillo, di genialata situazionista comica, per cui intorno al Vaffa si è costruito davvero un movimento che ha preso il 30% dei voti, coagulando ovviamente gli istinti più impolitici che c'erano in giro, il giustizialismo manettaro estremo, l'invidia sociale deflagrata, l'anticasta che poi alla prova dei fatti diventa più casta della casta. Insomma, era appunto una grande farsa gestita da un genio della farsa. Tutto questo è finito e rimane appunto una sorta di correntina interna alla sinistra, perché questo ha benedetto l'avvocato del popolo Conte. Se guardiamo ovviamente i pesi elettorali delle ultime elezioni tra PD e 5 Stelle sono impietosi, ma lui è felice perché ha la medaglietta ed è uno dei tanti capi correnti, capetti che si siedono al tavolo dei progressisti, ma sempre come indipendente, perché ora il suo gioco è, come dire, incarnare le posizioni di sinistra-sinistra. La ospite di questa assemblea era la leader del partito rosso-bruno tedesco, diciamo, no? Che ha posizioni di estrema sinistra condite con una pesantissima retorica anti-NATO, anti-Occidente, anti-Stati Uniti, ovviamente. Dal palco Giuseppe ha ribadito che il governo Netanyahu è un governo criminale, si replicano le parole d'ordine ecologiste ovviamente nella versione più ideologica e apocalittica, cioè ambisce un po' a fare la gamba sinistra. Sarà una grande concorrenza al ribasso tra Giuseppe Conte da un lato e il duo Totò e Peppino Fattoianni Bonelli dall'altro. Questo è un po' l'esito del processo politico. Quindi i giornaloni oggi dicono, tutti i giornali, ma registrano anche un dato di realtà: Conte ha vinto nel senso che è diventato quello che in fondo ha sempre voluto essere. Lui ha sempre detto che era un elettore di sinistra, adesso è uno dei capi corrente del PD, oppure se volete ha dato vita a questa sorta di rifondazione comunista 5.0, senza più niente ovviamente dell'impalcatura ideologica novecentesca, senza più la grande pochade messa in scena dal fondatore, semplicemente con delle stantie retoriche politicamente pericolose. Beh, d'altronde Conte è quello che teorizzava l'equidistanza tra gli Stati Uniti e la Cina, parole d'ordine, una sorta di rifondazione 5.0. D'altronde la cosa era nata per scherzo
e finisce con questo strano scherzo politico fuori tempo massimo. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto